po' di attenzione perché vi vorremmo spiegare in questa manifestazione di questa mattina un po' inusuale, però l'altra notte una task force guidata dalla polizia di Roma Capitale ha chiuso, ha sigillato, ha sequestrato la Casa della Pace. La Casa della Pace è una realtà sociale e culturale che opera precisamente da oltre 35 anni. La motivazione è perché perlomeno i titoli che sono usciti questa mattina sui quotidiani è che è stata chiusa una discoteca abusiva. Pensate voi, una realtà che opera in questa città, in questo quartiere da oltre 35 anni, è stata chiusa dalla polizia di Roma Capitale perché sarebbe una discoteca abusiva. Pensate voi, dopo le vicende di Mafia Capitale e tutto quello che ne consegue, chiudere una realtà come questa perché appunto si dice che è una realtà abusiva e che fa azione speculativa per lucrare soldi. A questa cosa bisogna assolutamente rispondere, impedire che questa azione repressiva appunto chiuda una realtà come quella della Casa della Pace. Abbiamo cominciato questa mattina con questa passeggiata all'interno del quartiere, adesso usciremo e andremo anche dentro lo stagio per far conoscere a tutti i cittadini del quartiere questo grave atto del Comune di Roma, a cui risponderemo domani con una conferenza stampa alle ore 12:30 e poi durante la settimana una manifestazione in Campidoglio per chiedere al più presto la riapertura della Casa della Pace. Questa iniziativa è inaccettabile e sono sicuro che la respingeremo e la Casa della Pace nel breve giro di qualche tempo riaprirà tutta la sua attività ai cittadini e agli abitanti del quartiere di Piastraccio.